Pronti? Pronti a un paesaggio completamente nuovo? Voilà! Ta-ta! Prima passeggiata sulla neve. Dove andiamo? Andiamo fino al forte Campolongo. Non mi ricordavo il nome, perché qua c'è il forte Verena e c'è il Campolongo. Infatti siamo sul Monte Verena. Bene, siamo partiti da qua, la macchina è proprio qua dietro e adesso seguiamo un bel sentiero. Poi abbiamo Tabù. Il paesaggio è stupendo perché oggi è un po' velato e quindi c'è un bel cielo. Effetto freezer. Wow, è pieno di neve fresca perché è nevicato fino a stanotte e quindi è una meraviglia perché con le ciaspole si va molto bene, cioè senza è impossibile, si sprofonda proprio la neve quando è bella morbida, la neve dei bambini dico io. E poi vedere gli alberi carichi è stupendo. Anche nostro, siamo rimasti un po' bambini. Fa tutto carico così. Sì, che meraviglia, non so se riesco. Ah, che meraviglia. Sono belli quando sono carichi così. Sì. Guarda. C'è il bosco già addobbato per Natale. Addobbo naturale di Natale, ecco. Manca l'albero con le palline, quello che hai fatto tu sul... Ti ricordi? Sì. Eh? E quindi direzione Forte Campolongo con la neve. Non credo di averlo mai visto con la neve. No, avevo sempre visto... Sempre d'estate. Quindi vi faremo vedere Forte Campolongo sotto la neve, che tra l'altro il forte è bellissimo. Dio. GoPro, resta video. Questa strada l'hanno finita benissimo, Sì, perché dopo Vaia non si poteva passare. era pieno di Erano alberi. tutti per terra, sono stati proprio bravi. Infatti ci sono tutte le tutto. cataste. Era da tanto che non rivedevo una neve così bella densa. Mi sa che sto girando un po' troppo. Sto facendo tante immagini, però come si fa? Guardate questo, che meraviglia, che spettacolo che è. Sembrano dei gioielli, una meraviglia. Che meraviglia. Allora Susanna contenta che è? No, era impossibile venire a piedi, amo. Sì, Cioè, era impossibile. saremmo sprofondati, saremmo Sì. ancora là all'inizio. Senza ciaspe non si può. Si è scaricato, no? No. Foto? Volevo prendere... Foto? Così, ricordo. C'è un'atmosfera bellissima. Dovrei tirar fuori la Susalfa, così almeno si può zoomare un po', perché per adesso sto facendo tutto con la GoPro. È un po' piatto con la GoPro. È che facendo il vlog si fa veloce, Sì. non è che abbiamo tante ore. Come al solito ci siamo dilungati a fare le foto e adesso dobbiamo muoverci perché dobbiamo recuperare, se no arriva il buio. Guarda, Meraviglia. sembra una scultura. È un mega pupazzo di neve questo albero. Guarda se non sembra una strega quella lì, quella scopa. Vabbè fan. È vero. Però dal video non si capisce, però è vero. No, sai cosa sembra? Un dissennatore, quelli di Harry Potter. Oddio. Però tutto bianco. Oggi è la giornata internazionale della montagna
E quale modo migliore di celebrarla facendo una bella ciaspolata come stiamo facendo oggi. Ricordo che sì, gli impianti quest'anno sono chiusi per sicurezza, però in montagna si possono fare 30.000 altre cose, dalle ciaspole alle passeggiate, allo sci da fondo, allo sci d'alpinismo. Sono tantissime le cose da fare. L'importante è portare sempre rispetto per la montagna. Qua di buca in buca è un bel casino. Che bello anche qui. Solo che ho le mani un po' congelate per muovere con Beh, ci credo. Mi si sta congelando anche a me. Sta uscendo il sole. No. Change. Change. Quindi questa sta registrando. Change fatto. Tu sei più semplice. Ecco la nostra mascotte. Lui il percorso lo fa 30.000 volte e non è mai stanco. Avanti e indietro, Tabù. Avanti indietro. Grande. Ok, siamo giunti a un bivio e noi dobbiamo andare di qua. Adesso so per certo che siamo partiti da Spiazzo Garibaldi. Non mi ricordavo il nome. Vai. Quindi andiamo verso sinistra. Vedete? È un po' affondato nella neve questo bel cartello, vero? Qua c'è un punto fotografico pazzesco, però è un po' ripido. Quindi tabù al guinzaglio. Ciao, no, restate pure. Che meraviglia! Stupendo! Ecco, vedi che ti faccio a casa. Come si chiama il cane? Tabù. Tabù? Guardalo! Guarda che bello! Ciao! Che felice qua! Contentissimo lui. Con la neve. Beh, che meraviglia. Si vola qua. Dai che ci siamo quasi. Dai. Bello, Top ragazzi. Ormai siamo in cima. Ci siamo quasi. Sì, Vai, change. Change, vai. E resta. Oh, come sei leggera. Si intravede il forte, la porta principale. Secondo me questo è uno dei forti più belli. Lo hanno anche restaurato molto bene. Andiamo a vedere. Siamo usciti dalla galleria che porta al forte, guardate che meraviglia. Un panorama incredibile. Pensare che 10 giorni fa eravamo qui a fare delle riprese e c'era completamente tutto un altro clima. Era autunno, adesso è proprio inverno pieno. Che meraviglia! Stavolta thermos vero. Guarda, lo spellicoliamo. E questo è figo, Temperatura 52 gradi, però è bollente. Oh, che buono, ragazzi. Bersi il tè con questo panorama qua. Andiamo a esplorare il forte. Bello.
qua siamo dentro una cannoniera, non si vede niente però. È tutto restaurato. Hanno rimesso le coperture di ferro. No, scalini cortissimi. Guarda. Stretti. E da qua si sale. Mi sono tolto le ciaspole, vediamo se riesco. Queste sono le cupole dove eravamo prima per dentro. Fatto il giro. Sì, c'è la neve alta su in alto, sulla cupola. Mi sono bagnato tutto il giubbotto, ho fatto una gran cavolata. L'ho appoggiato sulla neve e ora mi sta pensiero rimetterlo. Ci credo. Cacchio. Fradicio. Non è un po' impermeabile? Ho fatto una gran cacchiata. L'ho lasciato sulla neve per un po' e si è bagnato tutto. Ti è piaciuto questo giro sulla neve? È stato bellissimo. Stupendo. Il primo è molto bello, direi. Ragazzi, e con questo panorama stupendo finisce il giro, siamo arrivati a Forte Campolongo, per cui vi salutiamo. Eh sì, io vi ricordo solamente che si parte quindi da Spiazzo Garibaldi per arrivare fino qui al forte. Mi raccomando, seguiteci sempre sul nostro canale Andri Susa e iscrivetevi. Ciao! Ciao!